Oggi presentiamo un progetto fondamentale per il nostro territorio che parla di innovazione, creatività e comunità e dà la possibilità al mondo delle imprese, oltre 420.000 imprese attive in Veneto, quindi un tessuto imprenditoriale fortissimo che ha bisogno di dialogare e creare contatti con il mondo della scuola, con gli studenti e fare in modo che gli studenti capiscano dove sta andando la nostra imprenditoria, cosa stanno facendo i nostri imprenditori. E questa occasione attraverso DotMob, che è un'associazione del nostro territorio, a Porto Buffolè da un paio d'anni ormai porta avanti questo progetto di laboratori, di contatto, di dialogo, insomma si fa toccare con mano il mondo della scuola e i ragazzi con il mondo delle imprese, con i nostri impianti produttivi, con chi poi crea ricchezza. E il mondo delle imprese è assolutamente sensibile, ha bisogno di parlare con questi ragazzi perché ne vale del proprio futuro. Questo è un tipico esempio di progetto a beneficio comune che noi come Regione sosteniamo per guardare al futuro. D-Work è nato per rispondere alle necessità della comunità, delle imprese e delle scuole di creare un punto di incontro e di informazione su quello che è il valore del nostro territorio. Da un lato per dare la possibilità alle aziende di comunicare quelle che sono le loro necessità, come si sta evolvendo il mondo del lavoro, quali sono le nuove possibilità che esistono grazie anche agli avanzamenti tecnologici, ma specialmente come si sono evolute le professionalità del territorio tradizionali. Dall'altra parte gli studenti hanno la possibilità di imparare e conoscere il loro territorio e il territorio in cui vivono e dall'altra parte anche esprimere le proprie aspettative che sono diverse da quelle che potevano essere 5, 10, 15 anni fa. Per cui questo incontro senza filtri e senza nessuna separazione tra le aziende e i professionisti delle aziende e gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori. La nostra esigenza è far conoscere cosa significa oggi lavorare in un'azienda di produzione avanzata come la nostra e soprattutto quali sono le possibilità professionali di crescita da parte dei ragazzi, in particolare chi esce da un istituto tecnico come quelli che abbiamo incontrato, in aziende strutturate, portando testimonianze di ragazzi che hanno fatto questi percorsi. I ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro sono consapevoli, sono pronti per fare questo passo che per molti è molto traumatico, difficile? No, purtroppo no. Manca nel nostro paese un percorso di conoscenza delle aziende durante il percorso di studi. Dunque D-Work è proprio fondamentale in quest'ottica. È necessaria, se non ci fosse i ragazzi avrebbero meno opportunità di fare, non dico la scelta giusta, quella la impari col tempo, ma almeno il primo passo nella direzione con consapevolezza. Essenzialmente noi abbiamo pensato che in questo momento dobbiamo, in qualsiasi occasione ci è data, seminare l'interesse verso il nostro mondo artigiano. Noi in questo momento stiamo soffrendo la carenza di personale, la carenza di ricambio nelle nostre aziende. Quindi qualsiasi occasione abbiamo per portare a casa, diciamo tra virgolette, qualche giovane interessato alle nostre attività è benvenuta. E in D-Work and Meet abbiamo trovato un'occasione che è proprio nel nostro territorio anche che ci ha dato questa opportunità. È un dialogo che è iniziato già parecchi anni fa quando è stato introdotto la prima alternanza scuola-lavoro, i cosiddetti stage, si è trasformato poi in qualcosa di più che sono i PCTO, quindi percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e adesso si sta sviluppando ulteriormente con la parola formazione. Se non c'è dialogo tra scuola e imprese vuol dire che noi falliamo la nostra missione di educatori perché non educhiamo semplicemente insegnando o dando delle nozioni, ma insegniamo alla vita quello che poi diventeranno ragazzi e professionisti del futuro. Spesse volte la scuola non ha la stessa velocità dell'azienda, il Veneto ha una velocità di crociera che è enorme, bellissima e qualche volta noi ci siamo ritrovati a dover rincorrere. Bellissimo questo stimolo da parte delle aziende nel ricercare noi scuola nel fare tutto questo e bellissimo questa iniziativa di Work Meet perché per la prima volta il dialogo diventa attivo
attivo, è un dialogo vero e proprio e non semplicemente un ascolto. Prima i ragazzi erano abituati ad ascoltare le loro eventuali potenzialità future con presentazioni passive, invece in questo caso abbiamo una partecipazione e un coinvolgimento a 360 gradi anche di più istituti contemporaneamente e secondo me questo è fondamentale perché i ragazzi devono rendersi conto che non sono delle cellule uniche ma dovranno interagire, piaccia o no, con diverse figure aziendali alle quali magari non pensano perché non conoscono. Il mondo virtuale al quale i ragazzi di adesso sono abituati deve essere necessariamente trasformato in quello che è il mondo reale e il mondo reale è rappresentato dai vari referenti che vedono negli occhi attraverso un dialogo in diretta e non in altre modalità.